Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, come era ampiamente previsto e prevedibile, oggi giornaloni in festa, in grande spolvero per una non notizia tecnicamente, cioè la vittoria della sinistra in Emilia-Romagna, e una notiziola, ad essere generosi, cioè il fatto che la sinistra riprende un'altra regione storicamente rossa come l'Umbria, che aveva avuto una parentesi di destra. Poi rimangono alcuni elementi perché la realtà è recalcitrante. Per esempio rimane il fatto che al momento 13 regioni sono in mano al centrodestra, 16 sono in mano al centrosinistra. Rimane il fatto che dalle elezioni politiche ultime il bilancio, diciamo, delle regionali è un bel 12-3, non per il Campolargo ma per il centrodestra. Insomma, che ci sono state non da moltissimo delle elezioni europee che hanno segnato uno stato abbastanza di salute, no, del governo rispetto anche ad altri governi di altri grandi paesi europei. Questo vuol dire che non è successo niente, che il centrodestra può andare avanti col paraocchi? No, ovviamente no, perché ha ragione Matteo Salvini, gli elettori hanno sempre ragione, scusate il gioco di parole, e questo è sia quando decidono in un senso che ci piace di più, sia quando decidono in un senso che ci piace di meno. Allora oggi potremmo partire da un'annotazione negativa, cioè da quello che il centrodestra non deve fare. Sicuramente non deve involversi nelle recriminazioni, nelle ripicche, nel io l'avevo detto, nell'importare nel proprio campo un vizio del campo altrui, cioè la guerriglia interna permanente. Non deve fare quello che, stando ad alcuni retroscena di alcuni giornaloni, quindi come dire con tasso di affidabilità abbastanza basso, però starebbero facendo. Repubblica, per esempio, oggi fa tutto un ghirigori sul fatto che Meloni sostiene, l'avevo detto a Salvini, in Umbria abbiamo sbagliato candidatura, dovevamo presentarci con un altro nome. Che è la polemichetta uguale contraria, però si potrebbe far notare nel caso a Fratelli d'Italia quello che è successo in Sardegna, dove Fratelli d'Italia ha voluto imporre Truzzo apparentemente, diciamo, contro ogni logica, e poi il centrodestra ha perso. Ma ora come allora è sterile involversi nella guerriglia reciproca. Come dire, fa il gioco di questo campo largo che secondo i giornaloni è un passo dal trionfo perché ha vinto in Emilia-Romagna. Questa è la tesi meravigliosa di oggi. Però allora noi potremmo passare, diciamo, alla pars costruens e immaginare cosa deve fare il centrodestra. Ebbene, a nostro giudizio è molto semplice: deve accelerare sulla sua identità, cioè deve sfrondare le ultime inibizioni o complessi di sudditanza o timidezze ingiustificate nell'era Trump-Musk, per capirci, nell'era Milei, nell'era, per rimanere nel continente, Le Pen, cioè nell'era in cui vincono le destre che non si edulcorano, che non si castrano per piacere alla gente che piace. Se volete, è stato il grande equivoco della candidatura Ugolini in Emilia, che come curriculum e persona era un'ottima candidatura, ma la trappola, diciamo, concettuale è stata: esprimiamo una candidatura civico-moderata per portare dei voti, diciamo, non tradizionalmente nel recinto della coalizione, voti che in Emilia non sono arrivati perché la pervasività del sistema emiliano è nota a chiunque, ma nello stesso tempo si è snaturata, mortificata l'identità del centrodestra, un po' venuta meno, e quindi come dire, non ha funzionato nemmeno come richiamo per gli appartenenti, è rimasta un po' nel mezzo. Questo, ripeto, al di là della candidata che rottina, per una questione di meccanica elettorale. E allora, se vuole accelerare sulla sua identità, il centrodestra ha davanti a sé tre grandi fronti. Potremmo dire tasse, burocrazia, sicurezza, immigrazione, giustizia. Il primo è, se volete, la ragione sociale del centrodestra italiano dal 94, da quando c'è la Seconda Repubblica, la famosa rivoluzione liberale, comunque un approccio chiaramente alternativo al tassa e spendi della sinistra. In questo senso lodevolissime le aliquote ritoccate verso il basso, la diminuzione di tasse per i ceti medio-bassi, la costruzione di un fisco non più vessatorio, sono tutte ottime notizie, ma parziali, nel senso che serve
con maggior convinzione andare verso una rivoluzione burocratico-fiscale in questo paese, che è quello che si aspetta la maggioranza silenziosa e operosa che è la constituency del centrodestra. Ora non vogliamo domattina una rivoluzione reganiana, perché siamo consci del momento storico, ma un maggior afflato, diciamo, nel contrastare le varie derive, diciamo, dell'apparato e i residui, altro che i residui di statalismo, che poi si traducono in vessazione del contribuente, con un modello chiaramente alternativo, cioè con un modello che chiaramente va verso l'abbattimento della pressione fiscale per liberare le energie del paese e tra l'altro implicitamente recuperare anche gettito, perché come è noto si chiama curva di Laffer: se abbasso la pressione fiscale è anche verosimile in realtà che recupero di più, ma al di là di questo lo devo fare perché è la mia ragion d'essere. Sicurezza e immigrazione, anche lì lodevoli e parziali risultati, bisogna accelerare. Bisogna insistere sulla questione dell'Albania, non piegarsi al ricatto, diciamo, mediatico-giudiziario che la vuole buttare in operetta, ma tenere ferma anche qui la realtà. Il premier britannico, non uno sbandato, sta facendo qualcosa di analogo, peraltro un premier laburista, e quindi al massimo bisogna accelerare e non subire l'iniziativa della magistratura ideologizzata. Qui c'è il grande terzo fronte: giustizia. Veramente non cambierà il campo di gioco anomalo, diciamo, in Italia finché non si andrà in fondo con la riforma della giustizia. Anche qui non singoli palliativi, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, quello che si aspetta l'elettorato di centrodestra e che per inciso coincide con una matura democrazia liberale. Ecco, si accelera su questi tre fronti, il centrodestra non dovrà aver paura di non notizie o notiziole come il fatto che il PD vince in Emilia e in Umbria. Però questa accelerata sa da fare. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.